Quasi un genitore su 7 tra quelli in condizioni socio-economiche più fragili, pari al 14%, ha perso il lavoro per via dell'emergenza Covid-19. Oltre la metà lo ha perso temporaneamente. Più di 6 genitori su 10 fanno i conti con una riduzione temporanea dello stipendio, compresi quanti sono in cassa integrazione o congedo parentale, tanto che rispetto a prima del lockdown la percentuale di nuclei familiari in condizione di vulnerabilità socio-economica che benefica di aiuti statali è quasi raddoppiata, passando dal 18% al 32%. Si tratta di genitori che nel 44% dei casi sono preoccupati di non poter tornare al lavoro o cercarne uno perché i figli non vanno a scuola e non saprebbero a chi lasciarli. Circa un minore su 5 ha più difficoltà a fare i compiti rispetto al passato e tra i bambini tra gli 8 e gli 11 anni quasi 1 su 10 non segue mai le lezioni a distanza o lo fa meno di una volta a settimana. Sempre dalla ricerca risulta che circa un genitore su 20 ha paura che i figli debbano ripetere l'anno, nonostante le disposizioni ministeriali lo vietino, e che possono lasciare la scuola, dati che tra le famiglie in maggior difficoltà economica passano rispettivamente a quasi 1 su 10 e 1 su 12. Quasi la metà delle famiglie con maggiore fragilità, il 45%, vorrebbe le scuole aperte tutto il giorno con attività extrascolastiche e supporto alle famiglie in difficoltà, opzione che comunque è gradita dal 39% dei genitori intervistati, mentre 6 genitori su 10, il 60%, ritengono che i propri figli avrebbero bisogno di supporto quando torneranno a scuola, vista la perdita di apprendimento degli ultimi mesi. L'indagine condotta da Save the Children mostra come molto concrete siano state le conseguenze economiche del Covid-19 sulla vita delle famiglie. Quasi metà di tutte le famiglie con bambini tra gli 8 e i 17 anni intervistate ha dovuto ridurre le spese alimentari e il consumo di carne e pesce. Un dato ancor più allarmante, sottolinea sempre Save the Children, se si considera che prima del lockdown il 41% delle famiglie più fragili beneficiava del servizio di mensa scolastica per i propri figli e per quasi tutti loro questo servizio era esente o quasi da pagamenti. Una famiglia su 3 inoltre ha dovuto rimandare il pagamento delle bollette, una su 4 anche quello dell'affitto o del mutuo. Il 21% delle famiglie non ha potuto comprare medicinali necessari o ha dovuto rinunciare alle cure mediche necessarie per mancanza di soldi. Una famiglia su 5, infine, è dovuta ricorrere a prestiti economici da parte di familiari o amici. Il 15% ha dovuto fare conto su aiuti alimentari.